Bentrovati. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha commemorato la Luis di Roma Loris D'Ambrosio, il suo ex consigliere giuridico, morto il 26 luglio 2012. E come al solito non ha fatto mancare il rituale supermonito al mondo politico e alla magistratura. Ed ha fatto nuovamente confusione, parlando di conflitto tra politica e magistratura, ha di nuovo messo sullo stesso piano le guardie e i ladri. Spero lo faccia in buona fede, perché tra la magistratura e il mondo politico non c'è nessuna guerra. Perché nella realtà vera c'è un solo uomo, Berlusconi, che crede di essere al di sopra delle leggi dei comuni mortali, dei comuni cittadini. I magistrati che lo hanno inquisito e poi condannato hanno fatto semplicemente il loro dovere applicando la legge. Non hanno dichiarato nessuna guerra alla politica. Per farmi capire meglio, se io parcheggiassi ogni giorno l'auto in divieto di sosta e regolarmente la polizia municipale di Casarsa, il paese dove abito, mi multasse e io poi venissi a Tele Pordenone a gridare che c'è un complotto, una guerra dei vigili comunali di Casarsa contro i cittadini casarsesi, credo che sia, per chi ha un minimo di sale in zucca, una solenne cretinata, perché è del tutto evidente che non esiste una guerra tra i casarsesi e la polizia municipale. C'è solamente un mio comportamento illecito che viene sanzionato, tutto qui, punto. Per cui tra la magistratura e la politica non è in atto nessuna guerra. C'è Berlusconi che con tutte le garanzie di uno Stato di diritto è stato inquisito, processato, sempre col massimo garantismo, e dopo 3 gradi di giudizio è stato condannato definitivamente. Dov'è il problema? Forse qualcuno vorrebbe che con Berlusconi, anche se a suo carico ci sono degli indizi o delle prove di reato, i magistrati chiudessero gli occhi come faceva un tempo la Procura di Roma quando veniva chiamata il porto delle nebbie e le indagini sui potenti venivano regolarmente insabbiate e finivano tutti a Taraluce e vino. Napolitano poi esorta la magistratura ad avere equilibrio, sobrietà, riservo, assoluta imparzialità, senso della misura e del limite. È la scoperta dell'acqua calda, credo sia difficile non essere d'accordo, mentre come dicevo sono in totale disaccordo con Napolitano quando afferma che è in corso un perdurante conflitto tra politica e giustizia o di spirale contrapposizione tra politica e giustizia, detto poi solo 2 giorni dopo il delirante videomessaggio televisivo di Berlusconi. Non mi pare sia una posizione corretta e imparziale da parte del nostro massimo rappresentante istituzionale, come non ricordo di aver sentito dei moniti presidenziali quando Berlusconi ha usato termini volgari contro la magistratura che non sarebbero permessi in nessun paese civile e democratico. Napolitano usa nella sua veste di garante 2 pesi e 2 misure e poi vorrebbe si facessero delle riforme urgenti sulla giustizia. Ma si è chiesto il Presidente con chi si dovrebbe fare queste riforme, con questo centrodestra che ha come capo un pregiudicato? Sarebbe come fare le leggi antimafia in collaborazione con Totò Riina. E poi non ricordo il Presidente che di riforme sulla giustizia i governi Berlusconi ne hanno già fatte oltre un centinaio con i risultati che sappiamo: impunità per i potenti con prescrizioni brevi, depenalizzazione varia, vedi il falso di bilancio ed altre vergogne. Di contro hanno istituito il reato di clandestinità, la galera per i tossici, tant'è che nelle nostre disastrate carceri ci sono praticamente solo dei poveri cristi. Questa sarebbe la giustizia berlusconiana, forte con i deboli e debole con i forti. È questa la giustizia che vorremmo? Il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli ha elencato sul Fatto Quotidiano il catalogo degli insulti che il Cammano ha riservato ai magistrati in questi ultimi 20 anni. Eccone alcune. Esseri antropologicamente diversi dal resto della razza umana, assassini, terroristi, faziosi, sadici, torturatori, mente distorti, folli, bugiardi, criminali vestiti da giudici, omuncoli bisognosi di una perizia psichiatrica, cancro da estirpare, maledetti dal Vangelo, golpisti, brigatisti che occupano le procure. Un frasario da trattamento sanitario obbligatorio, TSO. Leggendo questo elenco poi mi viene da sorridere amaro quando penso che Berlusconi si dichiara capo dei moderati del Partito dell'Amore. E ora una domanda: chi conosce un altro paese nel mondo civilizzato in cui un leader politico inaugura la nuova sede nazionale di un nuovo partito dopo aver ricevuto una condanna definitiva a 4 anni di carcere per frode fiscale e da pure altre pendenze giudiziarie che entro breve potrebbero concludersi con altre condanne? Per quanto io mi sforzi nella ricerca, questo paese non lo trovo. Purtroppo questo record negativo è solo nostro. L'Italia è l'unico paese in cui un delinquente taglia il nastro inaugurale di una sede nazionale di un partito con a fianco il ministro dell'Interno che applaude felice, beato lui. Pare una barzelletta, ma purtroppo questo è un fatto reale, è accaduto la scorsa settimana in questa Repubblichetta delle Banane.
Ci rivediamo giovedì prossimo.